Amici ed amiche belline, buongiorno. Non faccio a tempo a svegliarmi per bene, doccia, eccetera, eccetera. Cerco di guardiamoci nell'anima quando si parla di cifre. Le cifre sono anche le iniziali che si mettono sulle camicie fatte a mano. Lo sapevate? Sapevatelo. Cominciamo. Allora, volete sapere la mia? Benissimo, perché mi stanno scrivendo in tanti, un po' su tutte le piattaforme, e io non mi posso tirare indietro, non mi voglio tirare indietro. Voglio fare il più possibile chiarezza, luce, Angela Luce. Benvenuto Luigi Monaco tra i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale perché noi parliamo un po' di tutto. Come vedete dalla mia maglietta, la prima cosa è Forza Napoli, la primissima cosa è Forza Napoli, questa là, quella là. Lasciate un like se siete tifosi del Napoli, se siete tifosi di Mertens e se siete tifosi di De Laurentiis, lasciate un like a prescindere. Lo so che molti di voi lo fanno a prescindere da quello che è il contenuto del video, ma cerchiamo di andare per ordine, perché questo è un video complicato e io non voglio sbagliare, non voglio dire stupidaggini. Questa è il mio primo dovere nei vostri confronti, nei confronti di una community che è fedele, che mi segue e che sa che io dico solo forse, credo, intuisco quando non so le cose. Se le cose poi le vengo a sapere precisamente e mi fido delle mie fonti, allora io vi dico ragazzi, fidatevi di me, così. Poi per fortuna abbiamo anche la preziosa collaborazione di un giornalista che durante le nostre live ci dice delle cose, ci anticipa certe cose, più di quanto io ho anticipato la notizia Gattuso adesso con i giocatori del Napoli. Quella era facile, ci dice quello che gli altri non vogliono dire, e purtroppo l'aveva salutato prima a Mertens, lui, il nostro collaboratore, amico, Guido Gentile, per tempo, quando tutti non ci volevano, quando non si voleva ancora parlare di questa storia, lui l'aveva già salutato ed è andato allo stadio a salutarlo. E mentre tutti quanti giustamente facevano il saluto ad Insigne, nessuno ha dato importanza all'ultima partita di Gulam e all'ultima partita di Mertens, che pure fu sostituito. Per ordine, andiamo per ordine, mi sposto, faccio questo ambrabam tattico e parto da una cosa che, se non sbaglio, è questa qua. No, questa viene dopo, perché questi sono i numeri di Calcio e Finanza. Questa è la cosa. Allora, io ho cancellato volontariamente il nome dell'autore di questo commento. Il video credo si trattasse di un mesetto fa. Probabilmente questo risale a quando De Laurentiis andò a Palazzo Donn'Anna ad incontrare Mertens, e da lì ci fu la sfilata dei giornalisti fiduciosissimi, positivissimi, oramai è fatta, eccetera, eccetera, e giustamente. Quindi io non ti do colpe, amico mio, non faccio il tuo nome per rispetto della privacy. Puoi scrivermi in privato, sai come raggiungermi, invece tu spesso preferisci fare dei commenti in pubblico comunque con un nome che è un nickname, quindi non ci metti la faccia, ma non fa niente. Sentiti libero di rispondermi o di ignorarmi. Secondo me su Mertens stai dicendo fesserie quando io dicevo prudenza. È chiaro che è cosa fatta, Valerio, già stiamo con le pezze in fronte, non fare polemiche anche tu. Benissimo. Quindi il male del Napoli sono io, perché io faccio polemiche. Il bene del Napoli sono i giornalisti che invece dicono: ah, guarda, che bello, bravo il presidente che è andato a parlare a Palazzo Donn'Anna, si è fatto la foto con il bambino. Ok, sempre andando per ordine, ieri sera l'ottimo Salvatore Pengue mi manda, questo viene dopo perché questa è proprio l'apoteosi, mi manda la prima pagina del Mattino che verrà, perché Salvatore Pengue non dorme mai come me, e quindi ci troviamo addirittura coi fusi orari, perché io quando sto andando a dormire Salvatore Pengue è già sveglio o è addirittura ancora sveglio, e mi cerchia la notizia di prima pagina dove il Mattino
titola "Mertens gela il Napoli, chiede 4 milioni". E la mia risposta a Salvatore è: io vorrei sapere questi che ne sanno. Cioè, ditemi che ne sanno, nel senso che se Mertens chiede 4 milioni, Mertens ha telefonato al Mattino e gli ha fatto sapere, prima al Mattino e poi al Napoli, ha mandato la mail in CC anche il Mattino. E quindi va bene, spaccature eccetera eccetera, perché sappiamo come funziona. Cerchiamo di andare con calma perché dobbiamo ricostruire tutto prima di dare poi un giudizio finale. E io stavo quasi per fare il video già ieri sera esponendo i miei dubbi e dicendo: ma come fa il Mattino ad avere questa notizia? Il Mattino è sempre quella di Gattuso vuole Zielinski, Demme e Mertens, Politano. Mattino è sempre quello. Ricordiamo che De Laurentiis male, litiga con Repubblica, litiga con la Gazzetta e litiga col Corriere dello Sport. Ricordatevi tutto. Corriere dello Sport, autore della bella intervista a Mertens, ve lo ricordate? Benissimo, quindi mettiamo tutto sul piatto, esce questa notizia e poi la radio ufficiale, tutti quanti la riportano, questi 4 milioni eccetera eccetera, dici il Napoli non smentirà. Ok, e quindi uno può fare delle ipotesi, può dire: ah caspita, allora c'è stata una soffiata, perché io non credo che gli agenti o il pool di avvocati di Mertens scriva al Mattino per far sapere la sua richiesta. Dopodiché arriva, per fortuna ho aspettato un pochino per cercare di svegliarmi un attimo, e arriva il tweet di De Laurentiis che fa: Aurelio De Laurentiis, la società sportiva Calcio Napoli fa il tweet, Aurelio De Laurentiis dà il benvenuto al nuovo direttore de Il Mattino, Francesco De Core, e gli augura buon lavoro. Aurelio De Laurentiis ha messo mi piace. Ma stiamo scherzando? Cioè, praticamente si insedia un nuovo direttore del Mattino, il Napoli non smentisce la notizia del Mattino, ma risponde augurando buon lavoro al nuovo direttore del Mattino. Quindi la notizia arriva direttamente dal Napoli, non è una soffiata, cioè non è una cosa che è sfuggita. Il Napoli telefona al Mattino: volete sapere una cosa? Questo è il vostro titolo di domani, Mertens ci ha chiesto questo, questo e questo. Poi, se vogliamo parlare di cifre, perché l'obiettivo è stato raggiunto. L'obiettivo è stato raggiunto. Adesso la piazza è spaccata. Adesso qualcuno che pro Mertens, pro De Laurentiis, anti Mertens, anti De Laurentiis, a prescindere, litigheranno tutti. Litigherete voi nei commenti sotto, chi più appassionatamente, chi per amore della maglia, chi per odio a prescindere nei confronti di uno o dell'altro. Ma l'obiettivo è stato raggiunto. Adesso c'è spaccatura. Vi ricordate? Non voglio citare Benitez, voglio citare De Laurentiis. De Laurentiis dice: io farò di tutto, faremo di tutto per vincere lo scudetto e dobbiamo stare tutti uniti, e se non ci riusciamo non ci dobbiamo deprimere perché noi siamo il Napoli. Questo a me non sembra fare di tutto per vincere lo scudetto. Questo a me sembra fare di tutto per spaccare la piazza ancora una volta, e di più. Sulle cifre, quello che so io è che da che mondo è mondo una società con un progetto decide di voler Mertens, benissimo, quindi la società fa un'offerta a Mertens che è in scadenza, non si aspetta che Mertens ti dica quanto vuole, non si aspetta che Cavani alza il telefono e chiama il presidente e si abbassa lo stipendio. Una società che vuole vincere lo scudetto ha un progetto e lo porta avanti. Poi non sempre si può fare, però se tu hai scelto di non voler continuare con Mertens, come hai scelto di non voler continuare con Insigne, come hai scelto di non rinnovare Gulam, Malquit, eccetera, eccetera, quindi al di là dell'importanza tecnica di Mertens, se l'hai scelto, va benissimo, ma non facciamo la solita storia, che è sempre colpa di chi poi non ha Napoli dentro e pensa al vil denaro, perché al vil denaro ci pensa anche la società, come è giusto che sia, come ci ho pensato anche io. Io ho lasciato Napoli, e credete che non ami Napoli, che non mi manchi la mia famiglia, eccetera, eccetera. Ho dovuto seguire il vil denaro, come tutti. Quindi quello non ha senso, ma quella frase è la preparazione, il letto dove poi si deve appoggiare tutto questo. Da quello che so io, vediamo se riesco a richiamare, benissimo. Questi sono gli ingaggi, gli stipendi del Napoli di quest'anno che è appena finito, netti e poi lordi. Lordi non si fa sempre il doppio perché dipende, decreto crescita, eccetera, eccetera. Quindi questi è a scendere. Poi dopo Manolas ci sta Mertens 4,5, Lozano 4,5, Insigne 4,6 e poi il primo è Koulibaly. Calma.
da quello che so io, è che il Napoli aveva intenzione, ma non che abbia formulato un'offerta vera e propria, aveva intenzione di offrire 1,3, ok? Poi si deve vedere i bonus, eccetera, eccetera. 1,3 qua è meno di Ospina, è meno di Fabian Ruiz, è meno di Elmas, è meno di Unas, è meno di Petagna, Mario Rui, Politano, eccetera, eccetera. Quindi tu offri a Mertens 1,3. Questo è quello che so io. Ma tu che ne sai? Fidatevi oppure no? Perché se ci dobbiamo fidare dei giornali, allora i giornali ci hanno detto prima 1,5, si chiude a 1,7, la distanza è brevissima, ci siamo, è fatta. E poi mi arrivano i messaggi come quello là di prima che dice così, vedi? Giustamente, perché i giornali vi hanno detto, i giornalisti vi hanno detto state tranquilli, è fatta, siamo tutti positivi, benissimo. Perché? Perché dovevano cavalcare il Mertens che stava finendo la stagione titolare, facendo partite bellissime, e quindi arrivano queste cose qua. 1,3 è una provocazione brutta, è un'offesa, è la cosa che vi dicevo io qualche giorno fa, è la mortificazione di un campione straordinario, di un giocatore che è diverso dagli altri, e che se lo chiedete a me, perché poi nei vari gruppi Telegram noi ne stiamo parlando, eccetera eccetera, se lo chiedete a me, Mertens deve guadagnare se non quanto Koulibaly, ma stiamo lì, per prestazioni in campo, per importanza fuori dal campo, per quello che fa per i compagni e per la città, per quello che riesce a legare. Mertens vale di più di quello che ha chiesto, se ha chiesto effettivamente quello, e se lo ha chiesto, provocazione, questi sono i soldi che mi offrono da qualche altra parte. Il mio appello è questo, Mertens, fate lo screenshot, registrate questa parte e mandatela a Mertens e taggatelo. Driss, vieni a New York, dammi la delega, vado in sede e propongo il contratto, perché oramai si fa così. Tu fai la proposta alla squadra, non è che la squadra fa la proposta al giocatore. Vieni al New York City, vieni a divertirti, fai prendere un'altra cittadinanza a Ciro e divertiamoci, rincontri Insigne, andiamo a mangiare la pizza insieme. Questo è il mio appello per Mertens, taggatelo. Il mio appello alla dirigenza, al calcio Napoli è cerchiamo di crescere, cerchiamo di fare discorsi diversi, perché spaccare la piazza non credo che aiuti a vincere lo scudetto, non credo che serva, non credo che faccia meglio, non credo che il Milan abbia vinto lo scudetto così. Adesso veramente si sta pensando, il Milan ha vinto con gli stipendi più bassi di noi e quindi così si deve fare. Benissimo, si può anche vincere con gli stipendi più bassi, lo ha dimostrato il Milan, però certi punti cardine, Maldini, Ibrahimovic, con subito dietro Giroud, quelli là, se li sono tenuti buoni e gli hanno dato i soldi che volevano, perché se poi sfasci tutto e non c'hai più leader, lo ha detto anche Spalletti, che poi Spalletti non voglia Mertens, oramai è storia, perché il problema poi è questo. Non è il problema delle cifre, eccetera, eccetera. Mertens veramente poteva firmare in bianco e accettare anche la mortificazione di guadagnare meno di un as, per quanto mi riguarda. Ma il problema è questo, è che Spalletti, un Mertens in forma, che non lo fa giocare, è più un problema che un altro. Quindi siamo alle solite. E sono dispiaciuto e ho solo il sospetto, e spero di sbagliarmi, che l'anno prossimo non vinceremo lo scudetto. Perché non mi sembra questo il modo di fare di tutto per vincere lo scudetto. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io mi rimetto al centro, così, perché prudenza. Vedete, sono uscite tutte le cose qua. Un po' di prudenza, è meglio. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.